Bentornati al solito appuntamento settimanale. Oggi abbiamo Veronica Cantoro, centrocampista. Ciao Veronica. Ciao Maura. Siamo reduci da una sconfitta che già ci si aspettava, dato il valore tecnico delle avversarie. Cosa ne pensi della partita di sabato? Sicuramente è stata una bella partita, nel senso che c'è stato molto impegno da parte nostra nel cercare di contenere le avversarie. Abbiamo disputato una buona parte del primo tempo dove gli abbiamo chiuso abbastanza gli spazi, poi il loro tasso tecnico e tattico è molto elevato e sono riuscite a trovare il varco giusto per farci il primo gol. Purtroppo è seguito pochissimo dopo il secondo. Chiusura del primo tempo, siamo rientrate in campo, loro sono rientrate sicuramente con una marcia in più, che è quella marcia che loro hanno, e giustamente stanno lottando per vincere uno scudetto, sono seconde a 2 punti dalla prima che è il Brescia. Loro giocano uno splendido calcio con palla a terra, triangolazioni molto veloci, molto rapide e propositive. Noi però abbiamo provato con le nostre qualità e possibilità a mantenere un risultato sicuro. Dobbiamo solo dire bravi, complimenti. In certe partite purtroppo dobbiamo ammettere la differenza che c'è tra una squadra come la nostra e una squadra di vertice. Sabato invece disputerete una partita decisiva per il percorso salvezza. Che area tira nello spogliatoio? Diciamo che quando ci sono queste partite, passare da una partita dove diciamo, non diciamo nulla è scontato nel calcio, non è che siamo andati a Mozzanica pensando già di aver perso, però passi da una partita dove giochi contro la prima di campionato a passare la settimana dopo alla partita dove invece ti giochi la salvezza è difficile, nel senso che devi concentrarti, devi ritornare subito, giochi il sabato, poi il lunedì sei subito in campo per preparare al meglio ancora di più della partita precedente, nel senso che è uno stimolo ancora più alto forse giocare contro le nostre dirette avversarie che contro squadre così forti. Cioè, sono tutte partite impegnative, però quando arriviamo a queste partite qui la tensione sale in ogni singolo allenamento, dove cerchiamo di prepararci al meglio. Ovviamente per quello che sarà la gara di sabato sarà una battaglia. Ok Veronica, grazie mille, in bocca al lupo per sabato. Crepi.